Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Subito le notizie calde di oggi. Il governo taglia le accise. 25 centesimi in meno al litro su benzina e diesel per 20 giorni. Il Consiglio dei Ministri interviene direttamente sul prezzo del pieno. Il Medio Oriente brucia ancora. L'attacco iraniano in Qatar rimette sotto pressione lo stretto di Hormuz. Petrolio, gas, bollette, inflazione. Meloni a Bruxelles sfida l'ETS. La battaglia contro il meccanismo che scarica costi crescenti su imprese e famiglie. Referendum sulla giustizia, ultime ore. Video appello di Meloni, Nordio sul merito, Piersilvio Berlusconi annuncia un convintissimo sì. Decreto sicurezza, la firma è della Lega. Più tutele agli agenti, più strumenti contro le occupazioni. Salvini rimette al centro l'autorità. E Trump alza la linea su Teheran. Pace attraverso la forza, nessuna zona grigia sulle rotte del Golfo. E adesso solo qualche secondo e vediamo tutto nel dettaglio. Carburanti, giù subito le accise. Il governo mantiene la parola. Il governo batte un colpo sul terreno che pesa di più nella vita reale, quello del pieno, dei trasporti, del costo della spesa. Il Consiglio dei Ministri ha deciso il taglio delle accise su benzina e diesel per 20 giorni, con una riduzione immediata di 25 centesimi al litro. Una misura netta che parla a famiglie, imprese e autotrasportatori. Non l'ennesimo bonus una tantum. Qui si interviene direttamente sul prezzo. Salvini ha rilanciato la linea anti-speculazione. Meloni ha fatto la regia volendo chiudere prima di volare a Bruxelles. Il messaggio è chiaro. I soldi degli italiani non devono finire né agli speculatori né nei salotti dell'ideologia. Iran colpisce il Golfo. Europa in difesa. Italia paga. Il conflitto in Medio Oriente non è una guerra lontana. È una crisi che entra nelle tasche degli italiani. L'attacco iraniano in Qatar rimette sotto pressione lo stretto di Hormuz e riaccende l'allarme su petrolio e gas. Tradotto, carburanti, bollette, inflazione, competitività industriale. Quando Teheran alza il livello dello scontro, l'Europa scopre ancora una volta la sua fragilità energetica. Basta una fiammata nel Golfo per mandare in ansia mercati, famiglie e imprese. Il realismo geopolitico dice una cosa sola. Le rotte energetiche sono un interesse strategico dell'Occidente e su Teheran non può esserci nessuna indulgenza. Meloni sfida l'ETS. Giorgia contro il dogma verde che divora le imprese. A Bruxelles, Giorgia Meloni porta una battaglia che riguarda l'Italia produttiva. Fermare o correggere un sistema europeo che rischia di trasformare la transizione in una tassa permanente su imprese e famiglie. Il bersaglio è l'ETS, il meccanismo che scarica costi crescenti sull'economia reale in nome di una visione burocratica dell'ambiente. Palazzo Chigi prova a costruire un fronte con altri paesi per rivedere regole che stanno soffocando industria e occupazione. Nessuno contesta la tutela ambientale, si contesta l'euroideologia che fa pagare il conto a chi lavora, produce e investe. Da una parte il dogma, dall'altra l'interesse nazionale. Giustizia, corsa al sì. Il fronte del cambiamento non si ferma. La volata finale sul referendum della giustizia entra nel vivo con un fronte del sì largo, garantista e riformatore. Meloni ha scelto un video appello semplice per ricordare agli italiani quando e come si vota. Nordio insiste sul merito, più equilibrio, più responsabilità, più efficienza. E Piersilvio Berlusconi annuncia un convintissimo sì, definendolo una scelta di civiltà. Non una guerra contro i magistrati, ma contro il correntismo, l'autoreferenzialità e l'impunità disciplinare di un sistema che ha preteso di non rispondere a nessuno. Da una parte chi vuole una giustizia più imparziale, dall'altra chi difende l'equilibrio comodo delle corporazioni. Sicurezza, firma Lega.
Più tutele agli agenti. Sul decreto sicurezza la Lega rilancia con una linea chiara. Lo Stato deve proteggere chi lo difende. Al Senato arrivano emendamenti su tutela degli agenti, rimpatri, occupazioni e gestione delle manifestazioni violente. La filosofia non chiede traduzioni, più strumenti alle forze dell'ordine, più rapidità contro l'illegalità diffusa. Salvini rimette al centro una parola diventata sospetta in certa sinistra: autorità. Da una parte chi chiede regole chiare e cittadini tutelati, dall'altra il garantismo a senso unico, durissimo con chi lavora e indulgente con chi devasta. La sicurezza non è propaganda, è la forma più concreta della libertà. Trump alza la linea. Deterrenza contro Teheran. Trump sceglie la postura che il mondo conservatore gli riconosce: alzare il costo dell'escalation per chi minaccia l'Occidente. Di fronte all'aggressività iraniana rafforza la deterrenza e manda un messaggio chiaro: sulle rotte del Golfo non ci saranno zone grigie. È la formula della pace attraverso la forza. Non bellicismo, ma prevenzione. Quando hai davanti un regime destabilizzante, l'ambiguità non evita la guerra, la rende più probabile. Mentre l'Europa appare divisa e lenta, Washington ristabilisce un principio elementare: la sicurezza delle rotte energetiche è sicurezza nazionale. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Iran, regime in bilico. Gli ayatollah hanno i giorni contati. Dal Telegraph, nell'analisi di Con Caglin, arriva una lettura che vale più di molte formule diplomatiche. L'Iran non è un blocco di granito, è un regime che può incrinarsi. Caglin descrive la sistematica eliminazione di figure chiave della Repubblica Islamica come il segnale di un potere che perde pezzi e catena di comando e rovescia il luogo comune che ha paralizzato mezza Europa. Non sarebbe il collasso del regime a destabilizzare il Medio Oriente, ma la sua sopravvivenza. Teheran va trattata come il centro di una rete di repressione, terrorismo e minaccia nucleare. Arretrare, quando la pressione mostra risultati, significherebbe regalare altro tempo agli ayatollah. La deterrenza non è fanatismo, è realismo. Un Iran più debole potrebbe essere l'inizio di una fase nuova per un popolo oppresso da quasi mezzo secolo. Giustizia, basta casta togata. Un potere senza controllo, finirà qui? Su ilsussidiario.net Nicola Berti non parla di una polemica di giornata, ma di una lunga deformazione della vita italiana, quella che chiama Repubblica Giudiziaria. L'analisi è un atto d'accusa contro un potere che per decenni ha preteso indipendenza senza responsabilità e protagonismo senza controllo. Berti riporta il caso Baffi Sarcinelli in Banca Italia come immagine di una magistratura capace di colpire snodi decisivi dello Stato senza pagarne il prezzo. Ricostruisce poi il caso Anton Beneta, in una stagione in cui le toghe finivano per orientare equilibri economici e politici. Il referendum non è una vendetta contro i magistrati, ma un tentativo di rimettere ordine nei rapporti tra i poteri. La domanda è elementare: in una democrazia liberale può esistere un potere che controlla tutti e non risponde a nessuno? Per chi vota sì, la risposta è no. Referendum, anche Grillo vota sì? Il grillismo tradisce Conte. Sul Riformista, Aldo Torchiaro racconta una notizia esplosiva. Il fronte del no non è compatto nemmeno dentro l'universo che ha vissuto di giustizialismo. L'indiscrezione è netta. Beppe Grillo voterà sì. Il contesto è tutto: il silenzio del fondatore, l'appoggio di Toninelli, il ruolo di ex grillini come Duva, Nesci e Dettori, fino al 22,9% di elettori 5 Stelle orientati al sì secondo Utrend. Toninelli dice che la riforma cancella le correnti e che Meloni sta facendo una cosa giusta. Mentre Conte prova a trasformare il referendum in un derby contro il governo, la sua casa politica rischia di smentirlo nel merito. La verità è imbarazzante per il campo largo. Quando una riforma spezza rendite di posizione, perfino una parte degli avversari fatica a difendere davvero il no. E anche per oggi è tutto. Una buona giornata dalla redazione di Radio Libertà e del sussidiario.tv. E appuntamento a domani. Avete ascoltato
il notiziario di Radio Libertà,